colpiscono sempre gli stessi, non danno risposte dal versante dell'equità, soprattutto da parte fiscale, non sostengono le buste paga ai lavoratori dipendenti, tagliano ancora una volta le pensioni. Roberto Montagnier, segretario della CGIL veneziana, espone i motivi principali che hanno portato il suo sindacato, la CISL e la UIL, a proclamare 4 ore di sciopero generale unitario contro la legge di stabilità. I provvedimenti presi sono, come sempre, a senso unico. Per favorire il lavoro e la ripresa si fa poco o niente. L'attacco al governo è inequivocabile. O questo governo dimostra che serve al Paese, o meglio insomma che questo governo tiri le conseguenze. I sindacati lamentano anche l'assenza di tagli significativi alla spesa pubblica. Lo Stato spende annualmente più di 800 miliardi, noi riteniamo che all'interno di questo costo complessivo ci siano tutti gli spazi per fare i tagli necessari per creare nuovi investimenti, quindi nuovi posti di lavoro. Per Lino Gottardello le previsioni di ripresa fatte dal governo sono troppo ottimistiche se non accompagnate da un'azione diversa che poggi sulla stabilità del governo stesso. Rischiano di essere assolutamente inadeguati, insufficienti a rispondere all'esigenza di creare nuova occupazione in questo Paese. Le aziende devono crescere per poter restare sul mercato e la crescita prevista dello 0,7% annunciata da Letta non è sufficiente. Bisogna che il tasso di crescita dell'economia si attesti almeno all'1,5-2% per riuscire a riassorbire il personale in cassa integrazione ed assumere un po' di giovani. L'investimento dei 10 miliardi previsto dal governo non basta. 5 per ridurre la pressione fiscale sui lavoratori dipendenti e 6 miliardi per ridurre la pressione sulle imprese in 3 anni, nel triennio, sono assolutamente inadeguate. Bisognerebbe moltiplicare almeno per 3 queste misure qua per avere un segnale per quanto riguarda l'economia. Se il governo non ascolterà le richieste dei sindacati è possibile che si arrivi a uno sciopero nazionale generale unitario.